Ogni giorno nel veneziano una persona muore di infarto o a seguito di un ictus, un dato allarmante quello riportato dal primario di cardiologia dell'ospedale Villa Salus di Mestre, Fausto Rigo, da mesi impegnato in una campagna di screening cardiologico gratuito per la prevenzione dell'infarto miocardico acuto che ha coinvolto 204 cittadini. Questo è l'incipit dell'articolo pubblicato ieri dal Corriere del Veneto. Sempre nell'articolo si informa che da questo studio si è rilevato che il 45% dei soggetti visitati non seguiva un'alimentazione sana ed era in sovrappeso. Quasi tutti avevano altre patologie, diabete, patologie coronaiche e carotidee. Probabilmente molti di loro non erano neppure a conoscenza del loro stato di salute. Le 5 morti avvenute a Chioggia nell'arco di 31 giorni, tutte di uomini che vivevano soli e tutti ritrovati senza vita nei loro appartamenti, qualcuno anche dopo più giorni, hanno scosso molto l'opinione pubblica clodiense. Erano quasi tutti amici, relativamente giovani, ad eccezione dell'anestesista in pensione, ed erano tutti molto conosciuti. Molto spesso veniamo a conoscenza di persone prese per i capelli che vengono letteralmente salvati dal pronto soccorso perché portati in tempo dopo sintomi premonitori, chi di infarto e chi di ictus. Ma se vivi solo e non hai nessuno vicino che ti possa soccorrere o avvisare il 118 se ti viene un malore, magari nel cuore della notte, diventa molto difficile scamparla. Le cause delle morti dei nostri 5 concittadini non sono da ricercare nelle deliranti teorie Novax, alimentate ad arte dai cacciatori di like, ma da problemi di salute di cui molti di loro si erano purtroppo trascurati. Un problema che colpisce in particolare gli uomini single che vivono da soli, le donne sono più intelligenti. Articolo scritto da Andrea Comparato. Allora, siamo alla Camera, perché la Camera qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari il pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress.